Non venite in Piemonte con me perché vi porto in brutte strade. Oh, cadute! Che dite? Piacere. Dove? Sì. E ce ne andiamo a casa. Non è stata proprio una giornatina, non è che siamo andati a raccogliere le margherite. Però bello. Cioè, guardate dove siamo. Ore 6, intelligenza andando a casa, sguardo sol per ridere ma non piango. Vabbè, l'ho un po' modificata, ma buongiorno, molto addormentato. Sono le 7:34. Questo Piemonte 2023 inizia così. Sono 25 gradi, sto già morendo di caldo con sta giacca. Penso che la cambierò fra 100 km. Siamo partiti, raggiungiamo l'autogrill in autostrada. Ci incontriamo con gli altri del gruppo e poi partiamo. Ok, ricordiamoci che siamo senza telepass, quindi biglietto, e poi dobbiamo andare verso Milano. Ok, Milano. Mettiamo le cose qua dentro, biglietto, la ringrazio. Mettiamolo qua dentro. Qua ho messo anche gli adesivi, adesso dobbiamo ricordarci di attaccare gli adesivi miei e di Himalayan Veneto dappertutto, ragazzi, dappertutto, ricordiamocelo. Siamo in autogrill, ho detto sarò il primo, invece come sempre il primo è lui, c'è Max. Sarà qua dalle 5 di mattina che parla anche, conoscerà anche questo, Max conosce tutti. Lo sapevo che eri già qua tu, qua dalle 5 di mattina. Ciao Max. Signori, eccoci, siamo all'autogrill, prima sosta benzina e ritrovo dei primi CRF 300 Suzuki V-Strong. Adesso si parte, raggiungiamo il prossimo punto d'incontro che è fra 100 km in un altro autogrill e troviamo l'altro nostro compagno di viaggio che è l'Africa. Ciao, buona giornata. Giovanni, eccolo là. Dammi una velocità. Vai 95, vai tranquillo. Ok. E non ti preoccupare troppo, voglio dire. Senti, vado. Vai. Bene, si parte. Sto davanti per fare strada. Qui, ragazzi, bisogna stare attenti. E quando si va in gruppo come stiamo facendo noi oggi è sempre meglio stare spaiati uno dietro l'altro, ma una a destra e una a sinistra, per occupare tutta la corsia, perché la gente corre, noi corriamo meno e in più la gente ti fa anche il pelo qua in autostrada, ma anche nelle strade normali. Ah, lui! Forse lui, perché ha la mia stessa borsa, ci ha salutato dicendo sei tu, non lo so, arriveremo là e lo capiremo. Eccoci qua, 500 metri, la prima sosta in questo autogrill Monte Alto Ovest. Sì. Sei tu? Ciao. Ma eri tu per strada, vero? Oh. È parcheggiato il camion qua di traverso. Di traverso. Beh, bella gente, come quelle che ti fanno il pelo mentre vai in giro. Ciao Giuseppe. Ciao Alessandro, Giuseppe. Oh, tutto a posto? Ciao. Bene, sistemiamoci. Ho risolto. Non so perché va quando cazzo vuole.
questa maledetta GoPro. Ok, via. Scusate ragazzi, sono sempre il solito, lungo, mi fa aspettare, c'è sempre qualcosa che non va e adesso infatti la GoPro ci lascia ogni tanto. L'ho messa sotto carica, non so perché, forse si scalda o è difettosa, non lo so. Vabbè, ripartiamo, è ripartita. Ok, siamo riusciti a entrare tutti. Amici, siamo a Bergamo. Siamo a Bergamo, campione. 290 km fatti. Adesso ci fermeremo al prossimo autogrill fra 6 minuti. Eccola qua, 4 corsie, meravigliosa. Eccoci qua in pausa, siamo a Bergamo. I miei compagni di viaggio vanno a fare benzina e ripartiamo. Dopo ve li presento. Ora siamo dopo in pausa pranzo, facciamo tutto. Infatti tanto vi facciamo vedere le moto. 1, 2, 3. La nostra Himalaya CRF 300 che spinge, ha più cavalli della nostra, cioè si sente. V-Strong della Suzuki, un'altra Ima e una Super African Twin. Ecco, ci siamo fermati, ogni 100 km ci fermiamo. Autogrill, benzina, ora ripartiamo e prossima pausa pranzo 2-3 chiacchiere. Ciao. Da solo? Mi hanno lasciato da solo? Sempre l'ultimo sono, sempre l'ultimo. Troppe cose da fare, da organizzare, da mettere via. Allora, un pensiero va a Elena che non mi ha lasciato il telepass, facendomi morire sotto a 35 gradi per farmi la coda qui per pagare il biglietto autostrada. No, meglio va, perché ho visto che siamo tutti qua insieme, quindi non dobbiamo aspettarci, tranne uno, Salvatore, che aveva il telepass e ci aspetterà più avanti. Il problema è solo il traffico. Minchia. Milano, siamo a Milano. 40 minuti e abbiamo la sosta a pranzetto. Allora, non ci siamo imbottigliati nel traffico, ma ci siamo imbottigliati sul bordello, nel senso che le strade qua a Milano sono un casino. Amici, siamo sul fiume Ticino, quindi dalla Lombardia siamo passati al Piemonte. Autogrill, viva l'autogrill! Noi cantiamo tutti insieme, viva l'autogrill! Ah, vediamo adesso quanto sono felici, stanchi. Dobbiamo fare benzina, siamo arrivati a 300 km, sono entrato in riserva da 32 km, potrei farne altri 100 tranquillamente, ma adesso ci fermiamo qui a mangiare, a sostare, A riposarci, dobbiamo cercare l'ombra, vediamo se troviamo un bel posto tranquillo, forse lì. Qua giriamo a destra, ora questo dove va? Grazie. Ok, vediamo se troviamo un posto all'ombra. No, un posto all'ombra. Eccoci qua. Questo è il Pocket. Abbiamo appena mangiato. Ha dormito pochissimo, sonno. E si vede anche. Ce li pigliamo adesso. Dopo un bel caffè. Cosa? Questo è il gimbal, sì. Col gimbal mi si muove, puoi decidere anche il movimento, poi clicchi 3 volte, gira di là. Eccoci! Perché andiamo a dormire adesso? Chi è che vuole dormire? Tu pensi di dormire? Proprio che tu pensi di andare a dormire? Ah no? Scarfiotti, scarfiotti. Si va su a scarfiotti. Bene, il gruppo, siamo pronti? Andiamo? Eh? Dove? Cos'è che c'è? C'è un laghetto, sì. Hai portato la canna da pesca? No, ho portato il strumento. Ma non so. Ma sai cosa? C'è la cascata, quindi se possiamo farci una bella doccia ghiacciata. C'è un laghetto alla Scarfiotti. Allo Scarfiotti. Allo Scarfiotti c'è un laghetto. Voglio vederti farti il bagno là.
Non nudo, però quasi. Con l'acqua forse a 0,2, non lo so. Ci provo. Bene, ripartiamo, mancano 150 km, facciamo il pieno, bravi, facciamo il pieno. Dopo usciamo dall'autostrada, passiamo in paese, prendiamo un supermercato se prendiamo qualcosa, una bottiglia di vino e poi andiamo su. Allora, abbiamo trovato un modo per rinfrescarci, così partiamo belli freschi. Oh, e sotto fa caldo, ci saranno 32 gradi. Per fortuna andiamo verso l'alto, dovremo rinfrescarci. Olle, facciamo vedere la maglietta, cavolo, sì. Questa era la pausa più lunga. Si fa e poi si paga, sì. Questa era la pausa più lunga con pranzo, ora ripartiamo verso Scalfiotti. Ok, come vedete io sono sempre l'ultimo, Salvatore e gli altri lì. Sono sempre l'ultimo perché ho un milione di cose. Come avete notato un po' dallo stare insieme, dalla timidezza che c'è. Sì ragazzi, non ci conosciamo, tranne uno, cioè Max, con cui mi sono visto già 5, 6, 8 volte, che è quello con cui abbiamo anche iniziato a fare il primo ritrovo Himalaya, la strada per il primo ritrovo. Gli altri sono tutti conosciuti tramite social, YouTube, e quindi è bello questa cosa, cioè questa è la cosa bella che ci unisce, questa voglia di libertà, di andare con la moto, di andare in questi posti e divertirci con la nostra moto. E non c'è un'età, non c'è una politica, non c'è una religione, siamo solo noi, la nostra moto, giusto? Prendiamo le caramelle da Max. Sì. Le caramelle di Max. Golia, un po' di zucchero baby. Mancano, quanto manca Max? 130 km. 130 km, quindi 1 ora e 55 minuti, 126 km, ci siamo. Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Tutto bene. Tutto bene? Siamo una squadra fortissimi. Allora abbiamo fatto così tanta strada dritta che quando vedo una curva, Madonna, sembra di non guidare la moto da secoli. Uscita Rivoli, castello di Rivoli, fa caldo. Adesso ci fermiamo qua in autogrill. Finalmente il Piemonte ci accoglie tra le sue cime, inizio di cime, perché non dobbiamo perderci, ok? E questo cielo. Abbiamo fatto l'ultima sosta di 20 minuti, caffè, Red Bull, acqua, 2 chiacchiere con un KTM 900. Una goccia, ve l'ho detto io, quando si arriva qua piove, non piove, piove, non piove, sempre così Comunque 90 km ci siamo. E via, tanti piccoli tratti da 1,50 €, adesso a 32 Torino-Bardonecchia, vediamo quanti soldi vogliono. Ciao, quant'è? 5,30. Oh. Ok, ciao, grazie. Spettacolo, spettacolo, quello che volevo. Cara che luce, come filtra, fantastico. Gallerie su gallerie. Il trenino. Comunque la montagna è fantastica ragazzi, guardate là che alta che è, guardate lì che dalla GoPro non si può capire, ma la montagna è meravigliosa, guidare la moto in montagna è fantastico, avere le montagne attorno è fantastico, che bello, che bello. Certo che farsi il Susa sono tutte piccoli tratti a pagamento, se prima avevamo pagato 5,30 adesso 7,30. Sì, allora fino a qua saranno più o meno sui 50 € in tutto, tra autostrada, pedaggio, ripedaggino. 7,30. Sì. Posso chiederti una cosa? Cosa serve il coso della scarpa lì? Per l'altezza? L'altezza è anche perché c'ho molto più, siccome non arrivo con
Ok, C'è molto più fatica anche sulle manovre della moto. ok. 7,30. Io ho pagato 7,30. Sai perché? Perché tu che cos'hai di diverso? Dai. Perché? Adesso sentiamo lui quanto ha pagato. 7 euro. Tutti 7,30, ma sei sicuro? E io 13 euro. Vuoi andare a sentire? Ti ha dato, no, ti ha dato la ricevuta, no? Ti ha dato niente? Non ti lasciano niente. Non ti danno neanche niente. Allora sono le 5 meno un quarto, siamo passati qua a Val di Susa, abbiamo pagato tutti 7,30 tranne lui, come abbiamo detto 12, 13, 13 e 10, quasi il doppio. E perché? Boh, lo scopriremo. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello qua, mi piace tanto, la Val di Susa è meravigliosa. Allora, fra 6 minuti arriviamo a Bardonecchia, dove faremo della benzina all'Eni, se c'è bisogno, soprattutto per la 300 qui, la Honda. E poi si inizia a risalire verso lo Scarfiotti, che sarà una risalita tra sterratini e paesi a mezzi abbandonati di secondo me 3/4 d'ora. Quindi per le 6 massimo, alla peggio 6 e mezza, dai, ci siamo su. Siamo in orario, siamo giusti in orario, bello. Ci siamo, uscita Bardonecchia, siamo arrivati! Ah, bella stretta, finalmente una curva, un tornante, altro che curva. Non so più come si fa a curvare, non so più fare le pieghe dopo 400 km di strade dritte, e ho anche le gomme dritte che quando piego, ma si sente che sono diventate piatte, mamma mia. Ah, bello, bello, siamo arrivati. Distributore Eni, 2 minuti e ci siamo. Bentornati, ma vi faccio vedere la bronzatura di un pensionato. Guarda qua che figo, guarda che bello, lui va in piscina, hai capito? Allora, siamo a Bardonecchia, siamo all'Eni, finalmente stiamo facendo benzina, no, non per me ma almeno per loro. Io e Max con la IMA abbiamo ancora, secondo me, 300 km da fare. Siamo a Bardonecchia, quindi per arrivare su sono, mi sembra, 30 km, per fare le sommelier sono altri 14 andate, 14 ritorno, quindi ci basta. Ci teniamo questa così stiamo leggeri. Poi il giorno dopo, quando ripartiamo per andare in Francia verso Sale, torniamo qua e facciamo il turno. Bentornati perché? Perché di nuovo questa, vedi che si è bloccata a 18? Perché non va a 19? Non lo so, ha qualcosa che non va questa videocamera. Bentornati, io non so, ok, eccoci qua, ci siamo ancora noi, il gruppetto di matti. Scappati di casa. Gli scappati di casa, ma i scappati di casa esistono già, sono il gruppo di... Marretta, esatto. Infatti dobbiamo trovare anche noi il nome per questo gruppo di questi giorni, assolutamente. Penseremo stanotte, chi vede i deliri del veramente ne trovo. Siamo a Bardonecchia, abbiamo fatto benzina, adesso da qui se non si blocca di nuovo la videocamera ripartiamo e andiamo su 2200 metri, andiamo a sistemarci le tende, birra da litro e poi quel che sarà. Allora, questa GoPro continua a spegnersi e accendersi quando vuole lei. Vabbè, questi bravi ragazzi sono pronti, tutti abbiamo avvisato a mamma, papà, amici, moglie, fidanzati, quindi ora partiamo perché in verità nessuno sa se allo Scarfiotti i nostri cellulari prendono, quindi prima anche che si scarichi tutto partiamo. Belle salite, bei tornanti qua. Bella, la strada che porta da Bardonecchia su al rifugio è in mezzo ai boschi. Strette, in mezzo ai boschi, molto bella, famiglie, gente, macchine. Allora, noi stiamo percorrendo questa stradina in mezzo agli alberi, quindi c'è un bellissimo fresco, dove alla nostra sinistra, boom, qua non si vede bene ma appare sta montagna con questi prati verdi. Ora vi faccio vedere, e fra un po' i tornanti. Guardate che spettacolo, guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Ciao.
Allora, se un giorno verrete qui anche voi per farvi un giro o per stare qua 2 o 3 giorni come facciamo noi, c'è un paesino prima di salire, questo qua, molto carino da andare a vedere, però se volete subito andare sul Sommelier dovete per forza raggiungere e andare giù per di là. Qua a 100 metri c'è la casetta che ti fanno pagare 8 euro per entrare, ti danno poi l'adesivo, però chiude alle... che ore sono adesso? Chiude alle 6 e infatti siamo arrivati là e ci ha detto: ehi, guarda che fra 10 minuti chiudiamo, se volete non pagare passate fra 10 minuti. Allora abbiamo detto va bene, adesso questi saranno licenziati subito. Cosa facciamo in questi 10-20 minuti? Veniamo qua in questo bellissimo paese e ce lo andiamo a guardare. Guardate che bello sotto a sta montagna, fantastica. Fantastico, con il ruscello sotto. Siamo un po' stanchi, accaldati da questa bella strada. Vogliamo berci un litro di birra, però dai, l'ultima fatica di Ercole la facciamo. Vedi Max là, già che si lancia subito, guarda. Io sono il più giovane, sono anche il più paraculo, più stanco di tutti sicuramente. È vita da negoziante fotografo sempre seduto. Lui ride sotto i baffi, guardalo, che ha una moto bellissima, ti vedevo scendere, sei proprio figo, cioè, è cattiva l'Africa, è proprio bella, è aggressiva, mi piace tantissimo. Ecco, me la fai provare su una strada normale però, ok. Ma mi farà dopo aver provato la Morini, ora provo anche l'Africa, ok? Che non l'ho mai provata quella di Gianmarco. Va bene. Allora, siamo in Super Quark e... ci parlerà di questo bellissimo paese. Ci racconti cos'è questo? Come si chiama questo paesino? Questo paesino si chiama Rochemol. Rome? Rochemol, la mia pronuncia francese è stata già premiata. Va, non dirlo a me quando nei video dicevo andiamo a fare il Jafferà. Non si sa mai come si dice. E comunque dicono che d'inverno a grosso modo 4 abitanti. Qua? Sì, quando non c'è nessuno. Ed estate sono tutte seconde case. Ma è un paesaggio, guarda lassù. Cioè, molto austriaca, anche se proprio non è, cioè questa è più alta come montagna. Dite l'austriaca, che è un po' più dolce, meno aguzza, bella però molto bella. Ma vi accompagniamo in questo paesino di montagna dove... guarda il cagnolino, guarda che mi ammazzo. Con ruscello. Ciao. Io me la prenderei una seconda casa qua, ci metti un giorno ad arrivare. Vabbè, in moto, se vieni in macchina, ci vieni un attimo. Però se sei in macchina magari ci metti anche 3 orette, te la spari a 160, 180, ma non ti torna nessuno. Fantastico. Guarda che dettaglietti. Qua a casa, guarda che bella entrata di pietre. Ruscello. Bello ragazzi, proprio bello. Rochemoles. Questo è un macchinario che faceva... non lo so. Bello. Chalet della guida. Bene, andiamo qua, vediamo se è un baretto, ci beviamo una birra. Qua? Andiamo a vedere. Sì, gelati. Dicono che è un bar, infatti è scritto bar ristorante. Ah, si può stare lì sopra? Andiamo a vedere, ci beviamo una birra. Dai. Wow. Sì. Forse è qua, sai. E quindi ci beviamo qualcosa. Qui. Sì, ci facciamo sto piattino. In questo bel balcone. Così almeno vediamo le moto. Guarda che bello. Se qualcuno ci mette le mani in 02 siamo là. Arrivo! Ci buttiamo giù di qua. Fantastico. Non vedo ora di bermi una birra, ragazzi. Bella fredda. Bello. Guarda. E niente, io ho lasciato tutta l'attrezzatura in bar per andare a cercare Beppe, che l'ho trovato, perché Beppe è stato l'unico intelligente che ha detto aspetta che vado a vedere un po' il paesino interno. Cioè, è bello, tutta pietra, tutta strada così sterrata,
ovviamente si entra solo a piedi, questa montagna che appare dietro in fondo, che belli sti paesini. Ovviamente d'inverno così ci saranno 2 persone, sono tutte seconde case, dicono, guarda che bello, cioè ci si perde, sì, c'ho la gola che stava aspettando la birra, però che bello. Vediamo qua cosa c'è, fantastico. Chalet della guida, una fontana, guarda che bello, barbecue, posto per fare picnic, un orto. Sarà potabile quest'acqua? Beh, andiamo a berci una birra con stuzzichini, direi. Ah, che bello, madonna, voglio una seconda casetta qua. C'è un fresco che si sta benissimo. Guarda che luci, guarda che giochi, guarda che foto, che fotografia. Bello. Tutto così sto paesaggio. Intanto là una cascata, la vedete là in fondo sulla roccia, una montagna. Fantastico. Io vado, tanto ormai speriamo di non arrivare su col buio, ma pure di sì. Wow, una fontana, bellissima. Vedete quella cascata sulla pietra? Fantastico. Allora ci siamo sgolati una birrettina a testa perché dopo questo bel viaggio caldo ci stava. Se butto il video su YouTube, sì, salvo, lo butto su YouTube, così la gente vede quanto è tardi, perché in verità, ragazzi, sono le 6:30 e dobbiamo ancora salire su, che ci saranno mezz'oretta di strada e anche sterrata, arrivare, montare la tenda, sistemare tutto, andare un attimo. Sì, è vero, è vero. Dobbiamo andare su a Scarfiotti a fare 2 o 3 domande, capire per la doccia, il pranzo. Ora ci organizziamo, non so cosa vogliono fare domani. E tutto a posto, ragazzi? Tutto bene. Giornata di calda. Sì, guarda, secondo me la cosa più peggiore non è quello che facciamo domani o quello che facciamo i prossimi giorni, è il trasferimento all'autostrada. Sì. Bentornati a tutti. Dopo aver fatto questa pausa non più di 10 minuti ma di mezz'ora, abbiamo visto questo bel paese che, ragazzi, merita, bellissimo, bellissimo. Aspetta che aspettiamo Salvo. Siamo pronti? Sta birra ci voleva, un po' di carboidrati, un po' di energia senza aver bevuto troppo. Anche abbiamo mangiato un affettato, un formaggio e una focaccina del territorio che era fenomenale, era buonissimo. Ragazzi, inizia lo sterrato, uno spettacolo. La casetta non c'è più nessuno, piano qua, ok. La gente lascia le cacche, i sacchetti di plastica con le cacche del proprio cane abbandonata in giro. E ovviamente dov'è l'Honda 300? È già su, casa sua, sto territorio. Ciao, piano. Guarda polvere che si alza, madonna, se non ci voleva la maschera. Aspetta che mi chiudo. Ah, mi sto già divertendo. Devo togliere ABS. Via. Guarda come tira, guarda come si diverte qua. Guardalo. Guarda che polvere. Comunque stiamo arrivando proprio nel momento più bello, secondo me, il tramonto. Guardate che luce, guardate che... Madonna, mi è entrata anche la polvere negli occhi, che fastidio. Bello, guarda che prati, guarda che rocce. Guarda le capre lì. Fantastico. Vorrei aprirmi, fa un caldo della Madonna. Mi apro. Con calma, si va dappertutto. Ecco, Nissan 4x4 Super Jeep. Grazie, devo chiudermi. Che cacchio. Sì, ma Max dov'è? Ecco Max.
Guardate che paesaggi, guardate, ci stiamo alzando. Le macchine. Ciao ragazze. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Niente, c'è Giovanni che si diverte un mondo su queste strade col suo CRF 300, cioè tira come un cavallino proprio, cioè va, che un piacere. Guarda qua, oh, guarda qua, cascatina. Che bello. Problemi di aggancio per Max. Guarda che belli sti posti, ragazzi, ti mettono una pace, ma anche andare piano. Ho detto Max, vai piano che hai le borse che si stanno staccando, ma anch'io. Ci divertiamo domani senza borse, su per il sommelier. Gli altri spero che non ci abbiano spettacolo. Guarda che spettacolo, top. Comunque hai manico tu qua, Guarda che classe di moto. Ciao. Guarda come tira. Non si può non portare a casa queste riprese. Guarda là la cascata. Voi non so se la vedete perché è tanto lontana. Vedi che si ferma. Fantastico. Guardalo. Guardate che bello, ma dove siamo finiti? Guarda dove siamo finiti. Prima di venire qua, un giorno prima, 2, per caso ho beccato un video di un pazzo, forse nel 2018, non mi ricordo quando, che è venuto fin qui ed è salito fino in cima al sommelier in Goldwyn, hai capito? In Goldwyn, quindi tutti quelli video primi che avevo visto dicendo oddio, pazzesco, difficile, cioè calmi, aspetta, prima la faccio e poi vediamo, però, cioè, Goldwyn là sopra, guarda che bei, guarda che bei, guarda che bei, andiamo. Cioè io non vi faccio vedere la cima del sommelier o la strada finale, io vi faccio vedere questo, il viaggio per andare, perché è la cosa più figa, anche perché quando sei su è già finito tutto. Però wow, cioè guarda cascate che ci sono, bellissimo, bellissimo. Fatelo almeno una volta all'anno, cioè dai, guarda, cioè, dico sempre cioè, va bene. Guarda, fiume, mamma mia. Dove sono andati? Sinistra o destra qua? Oh, Scarfiotti, siamo arrivati. Ah, di qua si va su. Di qua si va al sommelier. Di qua Scarfiotti. Eccoci qua, signori. Rifugio Scarfiotti 2151. E non c'è neanche una moto. Perfetto. Oh, c'è il francese! C'è il francese! Eccolo lì, vedi la sua moto azzurra e bianca? Come cazzo ci parliamo con lui? E cosa gli dirò? Allele blé? Allele blé? Allele blé? Gli dirò allele blé, allele blé? Guardalo, guardalo! Ma pensa a te! Dai, accogliamolo subito. Wow, Madonna col drone, ragazzi, ora lo tiro su subito. Allele blé. Ciao, Alessandro.
Ouais, Aldo. Tutto bene? Ouais, ouais. Ben arrivé? Sì, ci stavi aspettando, wait. À quelle heure je suis arrivé? Ici? Sì. No. Hai capito chi sono? Hai capito chi sono? Non, je comprends pas moi l'italien. Facebook Ouais, Himalayan Veneto. oui. Pas de réseau ici. Sì. Aspetta. Moi je l'ai pas. Oui. Ah, ok. Eccoci qua. Come un bambino emozionatissimo vi porto qui. Cioè, ma che posto è? Allora, cioè, già quando sono andato delle Dolomiti a 40 anni ho detto che figata. Insomma, non c'ero mai stato, seriamente. Fantastico, guardate che posto. Guardate, 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 guardate. Ci spostiamo tutti e andiamo di là. Bello, bellissimo. Con un sottofondo di vacche proviamo a montare tutto. Sono tutti concentratissimi a montarsi la tenda. Bene, in questa dura terra della Norvegia, di Capo Nord, questi bravi ragazzi, ah no, siamo dove siamo? In Piemonte. Questi bravi ragazzi hanno sistemato la tenda. Qui abbiamo Max con Himalayan, giusto? Giusto. Qui abbiamo Salvatore con la V-Strong. Dai, parlate voi. Qua abbiamo Beppe. Eccolo, con una Supra Africa. Allora, come sta andando questo? In Danimarca è stato un po' complicato, eh? Sì, È stato duro. Quell'acquazzone lì è improvviso, Porca, per fortuna siamo goratizzati. ci ha limitati. Ma che cazzo? Domani andiamo nella parte più alta d'Europa, lo sapete? La strada sterrata è Più alta d'Europa. Qui invece abbiamo con una super Honda Giovanni. Giovanni. Allora, Pronti? tendina, voi tutti avete un attico, io un monolocale. Ma il bello che io che ho preso quella là da tirare e metterci 2 secondi ci ho messo mezz'ora, tu ci hai messo 10 minuti. No, perché ho provato, se no mi toccava chiamare l'amico ingegnere che non c'è campo. E non Bellissima, è per una persona? Sì, 1,5. 1,5. E poi direttamente dalla Francia Bonjour à tous. Aldo. Aldo con una maiala celestiale, magnifica. Guarda. Un mimetico paradisiaco. Benissimo, allora adesso non so che cosa faremo. So solo che siamo in questo posto fantastico. Vedete? Vedete? Non ho alzato ancora il drone, ma ormai è tardi, lo alzerò domani sera. Guardate che bello, fantastico. Cioè, guarda che roba. Quindi ora non so che cosa facciamo. Io vado a sistemarmi casetta. Ciao, perché ho tanta roba da sistemare dentro. E mi cambio che inizia a far freddo. Max è già in pigiama. Bene, entriamo dentro e sistemiamo tutto, va, per sti 2 giorni che staremo qua. Allora, io devo caricare tutta la mia attrezzatura, devo cambiarmi perché ho freddo. Da Mona, l'ultima pozzanghera lì che sapete che c'è, l'ho fatta di buon principio, mi sono lavato i calzetti e dentro gli stivali, sperando che si asciughino. E dobbiamo ancora mangiare, facciamo magari un salto a Scarfiotti, forse hanno anche chiuso. Non so che ora chiude Scarfiotti, che non so che ora chiudono loro. Quindi... Ragazzi, ma che posto è? Ci siamo solo noi.
il tramonto sulle punte e adesso andiamo in rifugio e sono sicuro che siamo così fortunati, visto che stanno arrivando tutti questi qua a mangiare, che non potremo mangiare, però intanto ci informiamo, dai, su docce, bagni, cibo. Tu fai il parpaillon? No, non facciamo il parpaillon. Ci stiamo divertendo. Perché se no torniamo giù di corsa perché abbiamo prenotato qua. E poi ci vediamo nel esatto. E poi il pomeriggio sei di nuovo fottuto perché stai un'ora seduto qua a mangiare e non vedi posto. Vedete questo personaggio qua? È cattivo, è cattivo. Voi non dovete venire qua. Quando venite qua su, non fermatevi da voi perché è cattivo. Poi, per fortuna c'è lui, anzi, perché ci ha salvato. Lui e il suo collega qua ci hanno dato belle dritte, belle dritte. E ho lasciato tutta l'attrezzatura in tenda e sono qua col telefono. La carta francese, però se sei qua me lo dici. Però Ok, qua lasciamo i resti. Siete a posto? Possiamo andare? Sì. Ok, ok. Buongiorno ragazzi, anzi buonanotte. Allora, in questa stanza buia vi do la buonanotte. E cosa abbiamo combinato? Abbiamo provato ad andare in rifugio a mangiare, ma abbiamo passato un'oretta là a ciaccolare a parlare un po' col tipo per organizzare la giornata di domani. Niente, abbiamo sistemato tutto in tenda, non so se si vede bene, ma non si vedrà niente. Nanne, e ci vediamo domani che è una giornata importante. Molto stanchi oggi, molto stanchi. Umidità tanto qua fuori, molto. Domani facciamo colazione lì in rifugio, poi ci facciamo questa bella strada. Il pranzo ce lo gestiamo noi quando torniamo con calma e poi l'ultima bella cena qua. Un'altra notte e poi ripartiamo. Ecco, ora chiudo perché so che mi stanno ascoltando e dicono: ma che cazzo, questo qua sta sempre qua a parlare.